Bentornati a questa nostra maratona elettorale. Adesso siamo passati a un tridente d'attacco, perché abbiamo qui Germano Racchella e Matteo Mozzo, sindaci rispettivamente di Cartigliano e di Marostica, che ci fanno compagnia. Entriamo in tema calcistico, visto che stasera gioca anche la nazionale, però ovviamente l'informazione su quello che è successo a Bassano e dintorni prosegue con il nostro direttore Luigi Baccialli in onda dalle 21 con collegamenti, approfondimenti, tutto quello che riguarda il voto in Veneto in questo periodo, e un voto in Veneto che pone la Lega in quale situazione? Da chi cominciamo? Cominciamo da Germano Racchella, più che altro per una questione di anzianità. Grazie anzianità, buonasera a tutti. Beh, è un voto in Veneto, anche qui in provincia di Vicenza, che ci deve far sedere attorno a un tavolo e capire eventualmente e studiare questo esito elettorale, perché ad esempio Bassano del Grappa è stata una grande vittoria. Mi congratulo, ne approfitto di congratularmi con Nicola Finco per la campagna elettorale che ha fatto, una campagna elettorale parlando di territorio senza criticare nessuno e parlando su tematiche di una città. Dunque anche noi come Lega in tutto il Veneto ci dobbiamo rabboccare le maniche e ascoltare più e ritornare ad essere la Lega del territorio, naturalmente. Meglio che partire dai sindaci non c'è in questi casi, dunque ascoltiamo di più i sindaci. Vediamo le esigenze che hanno i propri cittadini, che abbiamo tutti noi, e tutti assieme facendo squadra possiamo raggiungere veramente grossi traguardi. Posso dire, quello che ha fatto Nicola qui a Bassano è l'esempio di come si deve tornare ad essere padroni del nostro territorio. Ecco, c'è da dire che avere mantenuto, possiamo dire così, Bassano rappresenta in questo momento un faro politico per la Lega. Lasciamo stare tutti i discorsi personali, Nicola Finco, amministrativi, parliamo proprio della politica e della Lega. È un faro nella notte di un risultato nazionale che è stato piuttosto deludente per il partito. Quindi, come diceva giustamente Germano Racchella, sedersi tutti attorno a un tavolo, ma la presenza del segretario regionale Alberto Stefani a Bassano, che sale in Piazza Libertà assieme a Nicola Finco, ha un significato simbolico, un segnale molto forte per tutti. Matteo Mozzo. Sì, beh, intanto buongiorno a tutti, ed è un piacere anche fare le congratulazioni ora al collega, effettivamente Nicola Finco, il nostro amico sindaco, che settimana scorsa come sindaci Lega abbiamo deciso di sostenere, li abbiamo sempre fatto andando ai singoli momenti e agli appuntamenti dove potevamo, però settimana scorsa sul ponte ci siamo trovati tutti assieme proprio per parlare e ragionare di come vorremmo amministrare prossimamente il futuro del nostro territorio. Ritengo anch'io che si debba partire dalla base, partendo e ascoltando gli amministratori, perché se il partito ascolta gli amministratori, ascolta le esigenze degli amministratori e le difficoltà che hanno gli amministratori, di fatto noi siamo i portavoci dei cittadini, per cui al di là dell'ottenere i consensi sappiamo risolvere i grandi problemi, sulle grandi tematiche possiamo dare degli importanti suggerimenti proprio perché tocchiamo quello che sono i sentimenti dei cittadini, e di conseguenza possiamo far tornare grande anche il nostro partito. Quindi io ritengo che sicuramente come partito e anche come messaggio è un bel messaggio quello che Stefani sia a Bassano adesso con la vittoria del centrodestra, ma soprattutto la vittoria della Lega e di Nicola Finco. Ecco, mi passino un'esagerazione polemica i due sindaci, ma sembra quasi che il risultato di Finco a Bassano, a vedere la felicità delle persone, a vedere quello che si sta muovendo, sia vissuto in modo un po' più importante di come è stato vissuto sul territorio. Abbiamo visto Montecchio Maggiore, il raggiungimento del primo step di un'autonomia per il Veneto. Sono due, una è una battaglia, una è una conquista, però abbiamo visto forse un po' di disamore per il progetto autonomia da parte della gente comune, e invece una grande felicità per Nicola Finco. Sono due cose molto difficili da mettere insieme ed è una lettura piuttosto complicata, ma lascio a voi se volete smentirla. No, io non la leggo in questo modo, la tematica autonomia è una tematica nazionale. La tematica, parlare di un sindaco di una cittadina o piuttosto di un paese è un qualcosa che i cittadini
come si dice in Veneto, toccano proprio con mano. Certo. Cioè, conquistare ad esempio Bassano in Veneto si direbbe tanta roba. Ma perché? Perché il sindaco quando cammina per strada trova i suoi cittadini e gli pongono qualsiasi problema, quesito, e di norma il bravo sindaco dà una risposta, se non immediata, il giorno dopo. L'autonomia sono anni e anni che ci stiamo lavorando. Posso capire che le persone quasi quasi non ci credono nemmeno più al raggiungimento di questa autonomia. Anch'io oramai non ci credevo più, sono quasi 40 anni che ero in Lega, sono anni che abbiamo fatto il referendum, non si era mai mosso nulla, e quasi non ci credo che alla Camera è stato approvato l'iter per iniziare a parlare di autonomia, che è il sogno per il quale io sono entrato in Lega. Dunque sono due tematiche completamente diverse. Poi logicamente ogni territorio, anche Montecchio purtroppo la Milena Cecchetto ha perso, non conosco bene le dinamiche di Montecchio Maggiore, di cosa sia successo. Nei prossimi giorni naturalmente anche come responsabili enti locali della Lega di Vicenza dovremo trovarci tutti assieme per capire cosa sia successo e il perché. Per ora permettetemi di godere anch'io di questa vittoria di Nicola Finco per Bassano del Grappa, anche perché sappiamo che Bassano del Grappa è il comune principe di tutto il bassanese, è un territorio molto importante. Vediamo delle immagini, non so se riusciamo a mandare in onda qualche cosa, altrimenti perché stanno salendo in municipio, poi fra poco entriamo con le immagini di Renzo Rigò. Vedete ci si affolla per entrare in municipio. Vediamo i nostri giornalisti, i nostri operatori attorno a Nicola Finco. È un momento di festa, è passata la tensione di una giornata veramente importante, veramente difficile per tutti, perché a tratti è stata anche complicata, soprattutto nei primi minuti quando arrivavano i primi seggi che vedevano sostanzialmente appaiati i due candidati. C'è stato un momento in cui erano distanziati solo da 15, 20, 30 voti, e l'idea di arrivare infine a un ballottaggio con 30 voti, insomma, è molto difficile. Allora, Matteo Mozzo, abbiamo visto immagini di festa, è una festa per la Lega, questa è una festa per Bassano, una festa per il territorio, si va in una nuova direzione, lasciamo stare tutto quello che è successo finora, inizia un nuovo periodo per Bassano e il bassanese. Ma allora, come è sempre stato detto, se Bassano è forte, se Bassano è coesa, tutti gli amministratori del territorio, Marostica compresa, Cartigliano, ma tutto quello che è l'interland, diciamo, che ruota intorno a Bassano è forte, perché andiamo sempre più nella direzione dove le risorse mancano, e quindi se si fa gioco forza e si rappresenta un grande territorio unito, naturalmente si ha la maggior capacità di portare a casa economie di grandi scale per poi aiutare di fatto i nostri concittadini. Quindi aver vinto Bassano, lo dico da cittadino di fatto e sindaco che ruota intorno a questa grande città, è sicuramente un gran sollievo. Poi il fatto che con Nicola, che siamo dello stesso partito, ci sia anche un buon dialogo e anche una buona convergenza sulle varie tematiche, dalle grandi alle più piccole, anche tenendo conto che abbiamo sicuramente avuto anche in passato tutti quanti delle occasioni di scontro, ma è il bello del nostro partito, dove ci si trova, ci si confronta, a volte non si è concordi sulle idee, però alla fine si trovano le soluzioni, e penso che questo sia stato anche percepito dai cittadini. Il fatto che a Bassano si sia vinto è un grande merito, ritengo, oltre che di Nicola, sicuramente in primis anche della sua squadra. Io voglio fare i complimenti anche a Viero, che penso in questo momento, se gli si attacca una dinamo, possa produrre corrente, perché in queste settimane è stato veramente da fulcro, è stato un bravo coordinatore e trascinatore e un grande sostenitore di Nicola, per cui gli faccio anche i complimenti. E poi a tutti i candidati, indipendentemente dal colore politico, tutti
hanno voluto provare a metterci la faccia, sapendo che si andava incontro alla possibilità di rinunciare a quelli che sono gli aspetti personali della propria vita, perché quando uno decide di candidarsi alla fine non ha più una barriera che hanno le persone private, si diventa una persona pubblica, e quindi vuol dire che non si ha più, diciamo, la privacy in primis, e poi sicuramente bisogna rinunciare a tanti aspetti della vita personale che le altre persone invece ne possono godere. Abbiamo intervistato oggi, abbiamo avuto ospiti oggi con noi in studio praticamente quasi tutti i sindaci della cintura che stringe Bassano, ce ne mancano un paio, ma può darsi che li avremo poi nel corso della giornata, e quello che hanno detto tutti è stato: abbiamo bisogno che Bassano metta a frutto la sua leadership per non dire faccio tutto me, ma per guidare un territorio verso un nuovo futuro, perché Bassano a tratti ha perso quel ruolo di guida che aveva. Qualche anno fa doveva essere capoluogo di provincia e adesso rischia di essere periferia di un impero, ottava città del Veneto, ma molto lontana, molto fuori dalle rotte strategiche del Veneto. Abbiamo la Pedemontana, ci sono tante cose che stanno crescendo. Nicola Finco è la persona giusta per riportare la vela di questa barca nella quale siete tutti dentro verso nuove rotte. Ma io mi auguro di sì, ne sono certo, anche perché con l'esperienza che Nicola ha fatto in regione conosce già i problemi appunto che c'è nella cinta di Bassanese, e dunque tematiche importanti tipo il Tribunale di Bassano della Pedemontana, o piuttosto anche, metto anche dell'Ossario, che è una battaglia che io oramai porto avanti da 3-4 anni. Penso sia la persona giusta per i collegamenti che in questi 15 anni è riuscito ad avere. Cioè, se noi mettiamo assieme anche tutti i collegamenti, i miei che mi sono fatto con la mia esperienza a Roma, i suoi, quelli di Matteo per il suo conoscitore, facciamo squadra, riusciamo veramente a portare grande non solo Bassano ma il bassanese. Non dimentichiamoci, come poc'anzi lei ha detto, la Pedemontana. La Pedemontana che mi sembra aprino il casello al 25 di questo... Domani c'è l'inaugurazione dello SBO del casello, detto il peggior casello del Veneto, così da... Il peggiore? Era il peggiore, adesso diventerà il più utile alla Pedemontana. Sì, ma non solo, ma la Pedemontana è il tipico esempio che se tutti ci credono poi sarà un'opera che ne beneficeranno tutti. Infatti quante critiche ha preso il nostro governatore Luca Zaia perché ha terminato la Pedemontana? E invece adesso deve essere da traino per tutto il territorio, e noi amministratori è il nostro dovere investire appunto grazie a questo traino nel nostro territorio. Si parlava in campagna elettorale, adesso la campagna elettorale è terminata, del teatro di Bassano del Grappa. Il teatro di Bassano del Grappa deve essere il teatro del bassanese, anche perché quando parliamo di un teatro di 1000-1500 posti, significa che deve essere il teatro del bassanese. Non possiamo permetterci di fare un'opera così nel bassanese che la usano soltanto i bassanesi, perché sarebbe improponibile. E sempre più andiamo sul fare squadra, sui servizi, anche dalla sanità alla polizia locale, vediamo anche con ETRA e quant'altro, che è opportuno che ci veramente sediamo, lo ripeto, attorno ad un tavolo tutti assieme e decidere le strategie per il bene dei nostri territori. Non ce ne voglia il sindaco di Marostica, ma qualcuno ogni tanto fa la battuta che il posto era vacante, il ruolo di capoluogo della Pedemontana bassanese lo prendeva Marostica, il teatro Bassano non ce l'ha Marostica, si sono tutte battute, si scherza ma solo fino a un certo punto, perché effettivamente ci sono momenti in cui se una città perde un po' di leadership, qualcuno nel territorio ne guadagna. Immagino che siate ben lieti di ripartire tutti assieme. Allora io ringrazio di questa affermazione, il fatto di essere leader, ma in realtà bisogna anche essere onesti. Siamo una città di 14.000 abitanti che ha la capacità di una città di 14.000 abitanti, forse ha la grande volontà di fare cose al di sopra di una città di 14.000 abitanti, però ripeto, noi dobbiamo
lavorare in sinergia. Il fatto che io dia riscontro ai miei cittadini cercando di portare a casa tutti gli obiettivi che mi sono prefissato insieme alla mia squadra e che stiamo portando in conclusione. Scusa Matteo Mozzo, commentiamo in diretta, questa è la foto di gruppo della squadra che ha supportato Nicola Finco, della squadra che andrà a governare Bassano nei prossimi anni. Foto di gruppo sotto il municipio, a favore di stampa. Chiediamo scusa al sindaco di Marostica, ma la diretta va sempre tenuta, e adesso forse potremmo avere anche qualche dichiarazione, ma andiamo avanti noi, ci danno l'ok sempre dalla regia quando è il momento di uscire. Grazie. Stavo dicendo, non mi sento di certo di essere come città la regina, la principessa della Pedemontana. Noi cercheremo di fare il nostro meglio, ripeto, se la nostra sinergia come città trova sinergia in una città più grande, ne beneficiamo tutti. Non è una questione di chi arriva primo, ma di far bene per tutto il nostro territorio. A Marostica negli anni abbiamo saputo strutturarci bene su quelli che sono i grandi eventi, i servizi. Ne giovano soprattutto Città di Bassano, non ne abbiamo posti letto, ne ha beneficiato Città di Bassano con tutti gli albergatori bassanesi. Se Bassano organizza manifestazioni importanti, verranno a mangiare a Marostica o verranno a mangiare a Cartegliano, cioè è una questione che il territorio deve remare in un unico fronte. Ognuno ha le sue peculiarità, noi dobbiamo essere bravi a sederci tutti allo stesso livello, quindi senza che nessuno di noi si senta superiore all'altro, e lavori in sinergia, sapendo che appunto se ci mettiamo tutti a lavorare in squadra i risultati li portiamo a casa, niente di più, niente di meno. Allora sentiamo una persona che di lavoro di squadra se ne intende, perché è il segretario cittadino di Bassano della Lega, Andrea Viero, che abbiamo avuto ospite qui all'inizio di questa durissima giornata, e lo vediamo decisamente sollevato rispetto a quei primi minuti di spoglio. Monica, a te la linea. Dici bene Ferdinando, Andrea Viero, il segretario cittadino della Lega, è decisamente più rilassato rispetto ad oggi pomeriggio, e abbiamo visto anche una certa emozione e anche, devo dire, qualche lacrima. Sì, diciamo che è stato un pomeriggio abbastanza emozionante, insomma ho rivissuto questi 3 mesi di campagna elettorale, una squadra bellissima, il gruppo della Lega è stato fantastico, ragazzi giovani, benzina nuova, quindi insomma è stato un bel pomeriggio. Lei è un assessore uscente dell'amministrazione di Elena Pavan, il sindaco ci ha detto che insomma a breve ci sarà la nuova giunta. Cosa uscirà secondo lei da questa nuova compagine governativa della città? Ma credo che Nicola abbia l'esperienza necessaria per definire bene i componenti della giunta. È chiaro che insomma penso si possa basarsi anche sulla base del consenso popolare, insomma, che è venuto fuori dalle urne, però insomma libera scelta per il nostro sindaco. Lei è sicuramente un uomo di squadra, no? Ma sarà possibile tenere insieme questa squadra, cioè l'apparentamento con Fratelli d'Italia, dopo che Fratelli insomma aveva sposato la causa di Elena Pavan al primo turno? Sarà difficile? Come sarà? Ma guardi, abbiamo vissuto questo primo turno come se fossero state le primarie del centrodestra, quindi poi è stato naturale ricompattarsi attorno alla figura di Nicola Finco. In queste 2 settimane tutti hanno lavorato per l'obiettivo comune, che era quello di arrivare alla vittoria, quindi credo che non ci sia nessuna difficoltà nel governare per i prossimi 5 anni, anche perché la leadership insomma del candidato... Facciamo vedere nel frattempo i festeggiamenti. Per Nicola Finco non mancano sicuramente i festeggiamenti stasera qui in piazza, in attesa ovviamente di arrivare per stappare le bottiglie in sala consigliare. Insomma, Andrea Viero. Non ho sentito, scusa la domanda, perdonami. È troppa l'emozione. Sì. No, è un bel momento insomma anche di festa per tutti quelli che hanno corso in favore di Nicola, credo che sia doveroso anche festeggiare tutti assieme. Ferdinando, a te la linea, ci muoviamo verso il municipio tra pochissimo. Noi stiamo sempre pronti a seguire l'ingresso in municipio del nuovo sindaco di Bassano, Nicola Finco, ma approfittiamo della presenza di 2 sindaci piuttosto esperti come Germano Rachella e Matteo Mozzo qui con noi. Nicola Finco ha vinto con una maggioranza che ha una forbice molto ampia e va dalla DC
fino a Fratelli d'Italia. C'è una parte dell'arco costituzionale veramente molto larga. Se Nicola Finco avrà il compito di fare sintesi amministrativa di questa maggioranza, è ovvio che è il suo lavoro di sindaco. Fare sintesi politica però di una maggioranza così ampia potrebbe risultare difficile, perché la Forza Italia e la DC ad esempio sono molto orientate al centro, la stessa compagine di Finco era più orientata al centro. Con l'ingresso di Fratelli d'Italia si sposta tutto. È secondo voi un problema che è bello avere perché vuol dire che si ha una maggioranza bella larga, o sono cose che vanno prese con le pinze? Allora, io gli parlo da un sindaco che non ha mai avuto un simbolo politico, anche se è la quarta volta che lo faccio. Mi sono sempre presentato con una lista civica, ma sono convinto che le persone che si mettono in gioco per amministrare un paese o una città lo facciano per prima cosa a tutela della propria città, del proprio paese. Dunque penso e mi auguro ci sia la maturità per dimenticare, quando è il momento per Nicola di fare la squadra, di appartenere a un partito ad un altro, o ad un altro partito, ma si pensi soltanto al bene di Bassano del Grappa. E questo deve accadere, questo, altrimenti si perdono quei valori per cui tutte le persone che si candidano e quei cittadini che ti danno la fiducia vengono a perdere quei valori essenziali per l'amministrare bene. Dunque la politica serve, la politica è importante, però, ripeto, la politica serve. Noi dobbiamo amministrare un comune, non dobbiamo essere servi della politica, ma deve essere la politica, in questo caso, permettetemi il termine, serva dell'amministratore, perché tutti, bene o male, tutti noi facciamo il bene dei nostri paesi. Ne abbiamo parlato pochi minuti fa con Nicola Giangregorio di Fratelli d'Italia, al quale abbiamo detto: ma attenzione, avete una responsabilità enorme, perché 4 consiglieri sono tantissimi. Se questi 4 consiglieri non alzano la mano, schiacciano il pulsante con il no o stanno a casa per il mal di pancia nel giorno di una votazione in Consiglio Comunale piuttosto importante, la faccenda si fa complicata. Allora andiamo da Matteo Mozzo, ma pronti ad andare in centro città, sempre con le immagini. Allora io all'interno della mia maggioranza invece mi sono sempre schierato in modo molto chiaro con partiti politici. Siamo pronti, sì, aspettiamo, che è un momento storico, chiediamo scusa ai nostri ospiti, ma è un momento storico questo che va visto. Beh, sicuramente è un'emozione grandissima, perché insomma non capita a tutti di fare il sindaco della propria città, al di là insomma dell'esperienza che ho avuto in questi anni. Insomma, tornare a casa dopo 14 anni di Venezia per amministrare la propria comunità e soprattutto l'8ª città del Veneto è una delle cose più belle che a un amministratore possa capitare. Come lo racconterà ai suoi figli? Gli ero già spiegato oggi con qualche disegnetto, e ovviamente insomma avrò modo, soprattutto spero, di fargli venire la passione per la politica. È il momento di stappare? È il momento di fare festa dopo mesi di tensioni, e però alla fine è stato importante il risultato, il lavoro che ha fatto la squadra, e quindi adesso festeggiamo. Ovviamente un grazie a tutti i bassanesi che ci hanno scelto. Vediamo Nicola Finco è entrato adesso nella sala consiliare del municipio di Bassano, e che lo vedrà protagonista come sindaco dai prossimi giorni. Vediamo adesso, questi sono gli scranni. Immaginiamo che Nicola Finco si prepari a fare un discorso non alla cittadinanza, perché ovviamente quello si farà più avanti eventualmente, ma ai convenuti, alle persone che stanno festeggiando, alla sua coalizione. Lasciamo la parola al nuovo sindaco di Bassano, ovviamente con i nostri ospiti, poi commentiamo poi tutto quanto, ma vediamo che sono molto contenti anche loro di vedere queste immagini. Grazie veramente di cuore a tutti voi. Ovviamente il primo pensiero dopo questo importante risultato lo dedico alla mia famiglia, che insomma mi ha sostenuto in questi mesi non semplici,
E un pensiero particolare anche alle tante persone che mi hanno sostenuto fin dall'inizio in questa campagna elettorale, no? Una campagna elettorale che è partita, e sappiamo benissimo, no? Molti ci davano per perdenti, ci dicevano ma dove state andando, non arriverete mai. Alla fine però ci abbiamo creduto fin da subito, facendo campagna elettorale alla vecchia maniera, quindi parlando con le persone, girando per i quartieri, incontrando tantissime realtà. E non abbiamo fatto promesse impossibili, ma abbiamo sempre ragionato sulla concretezza, e la concretezza sarà anche il nostro metodo di lavoro. Siamo tutte persone, insomma anche gli eletti e coloro che entreranno all'interno del Consiglio Comunale, un giusto mix tra esperienza e rinnovamento. È una squadra che già adesso è unita, e lavorerò per rafforzarla sempre più, perché per me è fondamentale, prima dei programmi, prima di qualsiasi altra cosa, è che l'amministrazione si senta un tutt'uno al di là dello schieramento politico o dell'appartenenza da un partito piuttosto che ad un altro. Quindi questo sarà il mio impegno, e dopodiché ovviamente abbiamo tanti lavori da portare avanti in questa nostra comunità. Ricordiamoci sempre che viviamo in una delle città più belle, più importanti, più ricche del nostro Veneto, una città che non deve mai dimenticare che ha un ruolo fondamentale per tutto il comprensorio. Bassano serve un territorio di circa 200.000 abitanti, quindi amministrare Bassano vuol dire amministrare un'area vasta, quell'area vasta che è un sogno da tanti anni ma che non si è mai concretizzata. Quindi lavoreremo molto in rete con tutti gli amministratori locali, e ovviamente poi cercheremo anche di dare risposta alle tante necessità, grazie anche ai collegamenti che abbiamo a livello non solamente territoriale ma anche a livello regionale e statale, perché Bassano ha bisogno di questo, ha bisogno di ricompattarsi, perché anche questa campagna elettorale, al di là che nei toni insomma è stata anche una campagna elettorale corretta, però 14 liste, tantissimi candidati consiglieri, 5 candidati sindaco, testimoniava insomma una realtà frantumata, cioè una città che si era frantumata nel corso degli anni. Ora sarà nostro dovere parlare con tutti, sarò un sindaco che sarà presente in tutti i quartieri della città, però ho anche un'idea, che dopo aver dialogato con tutti, un'amministrazione però deve decidere. E oggi ci vuole il piglio decisionale, perché i cittadini ci valuteranno non il mese successivo alla scelta che faremo in Consiglio Comunale, ma ci valuteranno dopo 5 anni. Quindi dovremo avere il coraggio di fare determinate scelte, e conterò molto sul lavoro della maggioranza, ma anche dell'opposizione. Capisco loro, perché ovviamente faranno il loro dovere da oppositori, però da parte nostra ci sarà la massima volontà nel collaborare. Poi spetterà a loro dimostrare altrettanta attenzione nei nostri confronti. E poi quello che mi auguro è ristabilire anche un rapporto diretto con i tantissimi cittadini che oggi non sono andati a votare a Bassano del Grappa. È vero, oggi viviamo un po' il periodo dell'antipolitica, che forse è stato inaugurato 10 anni fa con l'avvento di una forza politica che ha fatto successo sputando addosso alla politica. Però sappiamo benissimo che comunque la politica decide a tutti i livelli, a livello comunale, a livello statale, regionale, a tutti i livelli. Oggi noi abbiamo il dovere di ricreare quel senso civico che è sparito nelle nostre comunità, avvicinando i giovani e anche i meno giovani. È un'impresa sicuramente non facile, però penso che se veramente abbiamo a cuore questa città, una grande responsabilità sarà anche questa, quindi riportare i cittadini a votare, perché i cittadini dovranno innamorarsi non dell'amministrazione comunale, ma della loro città, e sentirla propria. Come sentono propria casa loro, dovranno sentire propria anche la loro città, con i pregi, i difetti e le difficoltà, perché sappiamo benissimo che amministrare oggi la cosa pubblica non è semplice. Quindi noi ce la metteremo tutta, cercheremo di fare, come ho detto prima, non il possibile ma l'impossibile. Dall'altra parte speriamo di avere una città che sia propositiva, che oltre alle lamentele ogni tanto ci porti anche delle proposte, delle soluzioni o un contributo positivo, perché una città cresce se tutti ovviamente collaborano. Con l'individualismo non si va assolutamente da nessuna parte. Quindi le sfide che abbiamo sono tante, e noi oggi i cittadini ci hanno consegnato una grande responsabilità, e sicuramente da domani insomma ci daremo da fare per dare tante risposte. Spero quanto prima di nominare la Giunta. Io ringrazio tutti i candidati consiglieri, dal primo all'ultimo, che hanno corso in questa competizione, che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale, perché una persona da sola non va da nessuna parte, ma quando si vince, vince la squadra.
E mi congratulo ovviamente con tutti i 15 consiglieri. Io vorrei portarli tutti in giunta, ma questo ahimè non è possibile, quindi bisognerà fare poi delle scelte, però ovviamente abbiamo lavorato in squadra in questi mesi e sono dell'idea che la squadra poi continuerà anche a condividere le scelte e il futuro della città. Quindi grazie a tutti, oggi abbiamo segnato una nuova pagina di storia per la nostra comunità. Viva Bassano e viva i bassanesi! Come avete sentito, Ferdinando, insomma, ha concluso Nicola Finco il suo intervento con questo: evviva la città, evviva i bassanesi, anche tutti quei bassanesi che oggi hanno scelto di non andare al voto, ma che secondo le dichiarazioni di Nicola Finco avrà il compito di riavvicinare alla politica, ma soprattutto di far rinascere questo amore per la città. Sì, certamente noi ce la metteremo tutta, diciamo, però ovviamente un segnale importante lo dovranno dare anche i cittadini con la partecipazione, con la voglia, anche con l'attenzione che una città come la nostra merita, perché Bassano cresce se tutti i bassanesi ovviamente danno il loro contributo, anche dalle piccole cose. Quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte. Ovviamente quello che chiedo è la massima collaborazione, non solamente per lamentarsi delle cose che non vanno, ma anche ogni tanto di essere propositivi per dare un contributo a migliorare questa città. E poi questo invito a collaborare anche alla parte di opposizione, a chi siederà tra i banchi dell'opposizione. Sì, certamente loro rappresentano comunque una fetta importante della nostra comunità, vanno ascoltati e chiedo ovviamente anche a loro la massima collaborazione. Poi ognuno farà il proprio ruolo, chi maggioranza, chi all'opposizione, però da parte mia ci sarà sempre una porta aperta per dialogare anche con l'opposizione nell'interesse comune. Lei ha parlato di area vasta, ha parlato di questa forte collaborazione con gli altri comuni del comprensorio bassanese. Sarà possibile? Bisogna farla nascere, bisogna costruirla, a che punto siamo? Ma certamente le basi già ci sono, ma bisogna ancora fare tanto. Bassano non deve esercitare un ruolo di supremazia nei confronti degli altri comuni, ma deve condividere la progettualità da un punto di vista dei servizi a dare alle persone, ma anche diciamo, le tante necessità da un punto di vista viabilistico, la pianificazione da un punto di vista urbanistico, le scuole superiori che comunque oggi servono tutto il territorio, l'ospedale, i servizi sanitari. Quindi voglio dire, di carne a fuoco ce n'è veramente tanta, però un comune da solo non va da nessuna parte, tanti comuni assieme portano a casa ovviamente risposte importanti. Quindi, c'è tanto lavoro da fare, insomma, sì. Tanto lavoro da fare, ma insomma ci siamo presi questa responsabilità e ora ci abbiamo messo la faccia, adesso siamo pronti a metterci all'opera. E adesso aspettiamo anche la Giunta, ovviamente. La Giunta, insomma, da domani inizierò a metterci la testa e mi auguro che nel giro di una settimana, 10 giorni, possa ufficializzarlo. Grazie, ci ritroviamo naturalmente più tardi, certo. Sindaco. Grazie a voi per il lavoro che state facendo. Noi ringraziamo ancora Monica Smiderle per questo contributo, ci ha fatto vedere il primo discorso di Nicola Finco da sindaco. Ringraziamo Germano Racchella, sindaco di Cartigliano, Matteo Mozzo, sindaco di Marostica, per essere stati qui con noi. Ovviamente ci sarà modo di tornare a parlare, adesso ricominceremo a parlare del territorio e ci sono tantissimi temi da approfondire. Grazie ancora e buon lavoro ai nostri amici sindaci. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Allora, torniamo con le immagini qui in studio. I nostri sindaci ci salutano. I temi che avete sentito sono quelli di cui ha parlato anche Nicola Finco al microfono di Monica Smiderle, ovvero le necessità di lavorare come territorio, cioè il sindaco, per così dire, di Bassano non è solo il sindaco di Bassano, è un faro per tutto il territorio, un territorio che guarda a questa città che ricordiamo solo pochi anni fa doveva essere un capoluogo di provincia, che adesso, come abbiamo detto poco fa in studio, rischiava di diventare periferia delle strategie del Veneto. Molti dicono che Nicola Finco è la persona giusta e c'è da capire che cosa potrà fare adesso il nuovo sindaco, prendendo in mano una situazione
generica, complessiva, che è davvero molto, molto complicata. Ne parleremo fra poco con altri due ospiti. Ricordiamo che saremo in diretta fino alle 21. Domani mattina vi racconteremo invece l'insediamento di la proclamazione, scusate, di Nicola Finco, con tutte le fasi di quella che è l'ufficializzazione di un risultato elettorale che, per chi si fosse messo davanti alla televisione solo ora, lo ricordiamo, Nicola Finco, il nuovo sindaco di Bassano, ha vinto il ballottaggio contro Roberto Campagnolo, l'ha vinto per 500 voti, ma tant'è, queste sono le regole che governano la vita quotidiana, amministrativa, politica del nostro paese, e quindi spetta a lui amministrare. C'è un nuovo consiglio comunale che è composto in gran parte insomma, è il vecchio centrodestra, però ci sono delle piccole differenze rispetto a prima. Allora, noi adesso abbiamo la possibilità di vedere come è andata a finire il ballottaggio anche a Valdagno, altra importante città della provincia berica. Per noi c'è sul posto Luisa Bertini, a cui diamo immediatamente la linea. Buonasera Luisa. Sì, buonasera a voi, buonasera ai nostri telespettatori. Siamo a Valdagno con il nuovo sindaco Maurizio Giordani. Le chiedo subito un commento a caldo, quali sono le emozioni? Beh, le emozioni è di felicità per Valdagno, perché la nostra offerta è stata compresa, pur essendo un'offerta innovativa, dai cittadini di Valdagno. Non ci aspettavamo un risultato così tondo, ci aspettavamo, diciamo, un risultato più sul filo del rasoio. E ricordiamo un 53,69%. Sì, 53,69%, cioè pensavamo ci fosse uno scarto al massimo di 4 punti percentuali, non di 8. E quindi questa qui è l'energia da cui partiremo per il lavoro che dobbiamo fare, perché ovviamente un sindaco, una squadra di consiglieri, una squadra di assessori non bastano per muovere una comunità di 26.000 persone, quindi ci vuole una buona energia, che è quella che abbiamo incassato oggi, e quindi di questo siamo molto contenti. Ecco, la domanda classica sono i primi 100 giorni, che cosa andrà a toccare? Allora, come ho già detto, una delle prime cose che farò è trasferire la mia residenza a Valdagno, l'altra cosa è parlare con chi lavora all'interno dell'amministrazione comunale, perché io, essendo uomo di organizzazione, voglio, diciamo, rendermi conto di qual è le condizioni di lavoro di chi lavora, e poi parlare con i sindaci dei comuni contermini. Questa è un'altra cosa importante da fare. E by the way bisogna anche costruire la squadra degli assessori, insomma entro pochi giorni bisogna dare anche questa prospettiva alla città. Ecco, io ringrazio il neo sindaco, se non ci sono domande da studio restituisco la linea. Ringraziamo Luisa Bertini, facciamo ovviamente i complimenti anche al nuovo sindaco di Valdagno. Naturalmente noi abbiamo parlato quasi esclusivamente di Bassano, ma sono tanti i comuni al ballottaggio in Veneto, alcuni dei quali anche molto importanti, ve lo racconteremo nel seguito della nostra informazione. Questa sera dalle 21 il nostro direttore Luigi Baccialli in diretta con una puntata speciale di Focus per raccontare anche tutto il resto, perché è ovvio che qui noi abbiamo a cuore Bassano e le notizie che arrivano da Bassano, ma insomma c'è tutto un Veneto che cambia da raccontare. Ne parliamo con Morena Martini, vice sindaco di Rossano Veneto. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie per essere tornata qui con noi. E ne parliamo con Riccardo Poletto, ex sindaco di Bassano, in questo caso possiamo dargli questa dicitura ben prevista, già sindaco di Bassano. Partiamo da chi ha esperienza bassanese. Che cos'è successo, Poletto?
Ma allora è successo a Bassano, due cose sono successe secondo me. La prima che ha votato pochissima gente, cioè sono recati alle urne purtroppo poche persone, siamo ai minimi storici ma davvero molto al di sotto delle elezioni amministrative precedenti. Abbiamo raggiunto un 45% a fatica, per cui questo è il primo dato. Il secondo dato che correlerei al primo è che abbiamo ovviamente un nuovo sindaco che è Nicola Finco, a cui faccio le mie congratulazioni e i miei migliori auguri, che è sindaco indiscutibilmente, perché si diventa sindaci anche con un voto in più, ci mancherebbe altro, però è un sindaco che ha vinto con 520 voti, voto più, voto meno. Quindi di fatto abbiamo un elettorato molto basso che si è diviso sostanzialmente a metà. Quindi avremo da domani mattina un sindaco, Nicola Finco appunto, che governerà la città con grosso modo un 20% degli aventi diritto al voto, cioè con l'espressione del voto nei suoi confronti di un 20% di tutti quelli che avevano diritto di votare. La democrazia funziona così, ci mancherebbe altro, e questo, ripeto, non vuole sminuire il ruolo, perché uno che è sindaco, però credo che bisogna tenerne conto. Come bisogna tenere conto? A mio modo di vedere il nuovo sindaco non potrà non intessere molto dialogo con tutte le parti politiche rappresentate in Consiglio Comunale, e non potrà non investire il Consiglio Comunale di orientamenti politici e decisioni importanti. Ci sono molti fascicoli sul tavolo, poi magari possiamo anche parlare di alcuni. Ecco, un sindaco che vince con un consenso così basso, perché insomma i numeri non mentono, non può permettersi il lusso di fare una cosa che sarebbe sbagliata comunque, cioè quella di governare soltanto con la sua maggioranza, perché altrimenti rischierebbe di non governare in nome di tutti i bassanesi. Morena Martini, questi sono ragionamenti che riguardano le percentuali di voto. Abbiamo visto però, ed è fuori di dubbio, che la popolazione, la gente, l'uomo della strada sta perdendo passione, sta perdendo l'amore verso la cosa pubblica. Sono dati sconcertanti quelli che vediamo. A Bassano è stato perso un 20% di votanti, è un grosso partito il 20%. Che cosa si può fare per risolvere questo? C'è qualcosa prima di tutto che possiamo fare? Allora, la fiducia degli elettori si conquista con un lavoro certosino giorno per giorno, basato soprattutto su un dialogo continuo e costante con gli elettori stessi, che non deve non tener conto delle critiche. La maggior parte delle volte il cittadino che ferma il sindaco non è per dirgli bravo, succede una volta ogni 10, no Riccardo? Invece ti fermano per la buca, l'erba, la lamentela, le cose che non vanno avanti. Ecco, tu devi avere la giusta pazienza di ascoltare, di far capire che ci sei. E questo io lo dico per quanto riguarda la politica dei nostri paesi, fermo restando il fatto che Bassano è già una città strutturata e quindi magari il rapporto diventa forse anche più difficile, ma sono sicura che sono certa che il sindaco comunque si deve fermare ad ascoltare. Per quanto riguarda la politica invece a livello nazionale, lì noi abbiamo vissuto anni... Marina, dobbiamo interromperla perché ci chiede con urgenza la linea Monica Smidel dalla sala consiliare. Monica, a te la linea. Sì, eccoci nuovamente in diretta, con me c'è Alberto Stefani, c'è una telefonata davvero particolare che vogliamo raccontare in diretta, perché Alberto Stefani ha chiamato Nicola Finco, niente po' di meno che il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini. Allora, intanto la saluto Salvini e le chiedo un commento per questa vittoria di Nicola Finco. Grazie. Vittorie più belle, quindi complimenti a Nicola, perché andare su Wikipedia, e l'ho fatto 3 minuti fa prima di venire in diretta con voi, alla voce Bassano del Grappa, la seconda città più importante della provincia, la città mondiale degli alpini, e leggere alla voce sindaco l'aggiornamento Nicola Finco è tanta roba, quindi so che è stata una battaglia complicata. Il sindaco è
ha il Ministero delle Infrastrutture come casa sua. So che ci sono diversi progetti in ballo, penso al commissariato della Polizia di Stato, però è il momento, in queste ore è giusto festeggiare, perché insomma è stata una battaglia complicata con un centrodestra diviso. Ringrazio la Lega, ringrazio i cittadini di Bassano, ringrazio chi ha votato al ballottaggio e ringrazio Nicola, perché non è da tutti lasciare un posto tranquillo in Regione Veneto per andare a occuparsi della sua comunità e dei suoi cittadini. Ecco, nell'arco di una settimana aver approvato l'autonomia e vincere a Bassano, ma come a Rovigo e come in tantissimi comuni del Veneto, da segretario della Lega veramente ripaga di tanto impegno e di tanto sacrificio. Onorevole Salvini, Nicola Finco è qui con me, glielo passo. Sì, ciao Matteo. Grande Nick, bravo. Grazie. Mi ricordo quando abbiamo fatto 2 passi in città prima del primo turno, quando c'era la giornata degli Alpini. Non era facile, però le vittorie che non sono facili sono ancora più belle. Adesso ci sono 5 anni di buona amministrazione davanti. Io ovviamente ero a disposizione del sindaco passato, come di qualunque sindaco di qualunque colore politico. Il fatto che ci conosciamo e ti apprezzo da tanti anni mi dà ancora più entusiasmo per affrontare tutto quello di cui c'è bisogno. Ricordavo il tema del nuovo commissariato della Polizia di Stato. Quando vuoi, o tu a Roma o io a Bassano, ne parliamo davanti a uno spritz. Onorevole Salvini, le possiamo strappare una promessa per quanto riguarda proprio il commissariato di Bassano? Io sono solito dire quello che so che sono in grado di portare avanti. È uno dei temi sulle caserme delle forze dell'ordine che ci sono sulla mia scrivania insieme ad altre realtà cittadine. So che i problemi a Bassano non mancano, è una città straordinaria, bella, storica, laboriosa, però il tema della sicurezza non è solo un capriccio della Lega, quindi il contributo necessario da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ho l'onore di dirigere in questi mesi, per la caserma di Bassano, assolutamente, per il commissariato ci sarà. Verrà a Bassano presto? Spero, ci sono stato da poco, ma ci starei tutte le settimane. Ci sono stati ballottaggi in tutta Italia ed è bello avere sindaci nuovi del centrodestra sostenuti dalla Lega a Bassano, come a Lecce, a Rovigo, come in comuni che dal dopoguerra erano governati dalla sinistra. Faccio 2 esempi lontani dal Veneto, ma sono Gubbio in Umbria e Ponsacco in Toscana, con sindaci civici sostenuti dalla Lega dopo più di 75 anni, quindi è veramente una bella giornata. L'aspettiamo presto a Bassano, immagino che il sindaco Nicola Finco la inviterà presto. Sì, no, io ovviamente ringrazio Matteo, che insomma è un amico prima che vice premier, che mi ha sempre sostenuto comunque nelle tante battaglie. Noi comunque dimostriamo di essere una comunità unita e forte, ma soprattutto una comunità che dal comune di Bassano del Grappa fino allo Stato centrale sa far rete e soprattutto sa dare risposte alle tante necessità. Quindi oggi a Bassano abbiamo l'emergenza del commissariato, ma sono sicuro, visto che già il vice premier si aveva preso l'impegno qualche anno fa mettendo i primi 560.000 euro per la progettazione, penso che nei prossimi anni troveremo anche le risorse necessarie per realizzare questo commissariato che da oltre 20 anni è sotto sfratto, quindi per dare un presidio sicuro e fisso ovviamente alla Polizia di Stato. Quindi conto molto sul rapporto col ministro Salvini e ovviamente con tutta la famiglia della Lega e non solo. Salvini, onorevole, la salutiamo, la ringraziamo per la disponibilità, l'aspettiamo a Bassano. Sono io che ringrazio voi, ringrazio chi c'è in sala, ringrazio i futuri assessori, i futuri consiglieri, ringrazio anche Media Nord-Est. Fatemi ringraziare da giornalista le televisioni locali che spesso e volentieri fanno più informazione pubblica e più liberamente di alcune grandi televisioni nazionali, quindi anche grazie a voi, grazie al vostro pubblico. Nicola sa che da settimana prossima le porte del Ministero per ragionare del finanziamento del commissariato sono assolutamente aperte dalla mattina alla sera, a lui e alla comunità di Bassano. Grazie onorevole, grazie, arrivederci, grazie.
Allora, abbiamo sentito una telefonata di Matteo Salvini a Nicola Finco per complimentarsi per questo risultato. Ne parliamo fra pochissimo con Morena Martini, vice sindaco di Rossano Veneto, ma anche con Riccardo Poletto che si è segnato un paio di cose, quindi andiamo in pubblicità, facciamo una brevissima pausa, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora molte cose da raccontarvi e da farvi vedere di questa giornata. Buonasera, bentornati alla nostra maratona elettorale. Siamo a commentare il risultato del ballottaggio di Bassano, perché si fosse messo davanti alla televisione solo pochi minuti fa. Nicola Finco è il nuovo sindaco di Bassano del Grappa, ha battuto al ballottaggio Roberto Campagnolo, l'ha battuto per 500 voti circa, scarsissima l'affluenza al voto, ma come dicevamo con i nostri ospiti pochi minuti fa, queste sono le regole della democrazia, quindi il nuovo sindaco di Bassano è Nicola Finco. Noi siamo pronti a tornare in piazza, dove stiamo raccogliendo commenti, dichiarazioni, approfondimenti da parte degli esponenti politici bassanesi, e c'è Vanessa Banzato che ci aspetta con Gianni Castellan. Diamo subito la linea a Vanessa. Eccoci qua Ferdinando, assieme a Gianni Castellan, esponente di Italia Viva, che con la nomina di Nicola Finco a sindaco di Bassano siederà in consiglio comunale. Intanto insomma è una battaglia vinta proprio sul filo di lama, però insomma siete riusciti. Sì, è un esito positivo che abbiamo cercato di costruire lavorando già da ottobre, nel senso che come Italia Viva abbiamo cercato di costruire un ponte che producesse una squadra di amministratori che mettessero al centro gli interessi di Bassano, di questa meravigliosa città, e quindi che producesse degli amministratori validi. Adesso domani c'è la proclamazione, domani si inizia a lavorare, però questa sera è il momento della festa. Sì, è il momento di rilassarci un attimo, di festeggiare, ma con molta moderatezza, perché almeno personalmente io sento molto forte la responsabilità di amministrare una città bella come Bassano, e quindi sapendo poi che ereditiamo una situazione spaccata, perché 660 voti di differenza tra la maggioranza e l'opposizione ci dice che c'è sicuramente una città divisa in due. Se ci aggiungiamo che molte persone non sono venute a votare, ecco, il nostro obiettivo sarà quello di produrre una buona amministrazione che ci consenta di riportare il voto e la partecipazione democratica, alla coesione sociale, le cittadine e i cittadini di Bassano. Ecco, voi avete sempre detto, come Italia Viva, l'importante è l'ascolto dei cittadini e delle cittadine. Sì, nel senso che quando abbiamo cercato di costruire questa lista, questo lavoro con il sindaco Nicola Finco, siamo partiti dai programmi, siamo partiti dalle persone che si mettessero in ascolto, e quindi da questo punto di vista siamo stati, come dire, buoni profeti nell'individuare un percorso elettorale che ci ha fatto crescere giorno dopo giorno nel dialogo, nel rapporto con gli elettori e i cittadini di Bassano. Ecco, come Gianni Castellan adesso c'è parecchia soddisfazione per il fatto di occupare un ruolo così importante. Beh, è un onore, è un impegno importante. Dopo tanti anni di militanza sindacale nella CISL, sedere nei banchi della mia città, mettermi a disposizione della mia città è una delle cose più belle, perché io, a differenza di molti, ho sempre pensato che i partiti sono diciamo, la democrazia, il sale della democrazia, e quindi è bene che si ritorni a governare Bassano con un occhio di attenzione alla partecipazione democratica. Ferdinando, hai sentito, insomma, si punta tutto sulla partecipazione democratica, sul coinvolgimento quindi dell'intera cittadinanza. Da domani il gruppo che sarà guidato dal neosindaco Nicola Finco inizierà il suo lavoro. Dal centro, dal cuore di Bassano del Grappa, assieme a Gianni Castellan, prossimo consigliere comunale di Bassano, è tutto, ti ricedo la linea.
Noi ringraziamo Vanessa e il suo ospite. Andiamo prima di tutto da Morena Martini, che abbiamo visto un po' emozionata nel vedere, nel sentire più che altro la telefonata fra Matteo Salvini e Alberto Stefani e Nicola Finco. Perché è sempre bello vedere che l'attenzione del segretario c'è anche per le persone, tra virgolette, quelle un po' più in basso, ecco, quindi questo fa piacere. Dopo sono felice per Nicola, sono felice perché abbiamo lavorato. Adesso io, anzi, se mi permettete, volevo anche fare i complimenti a Campagnolo, perché diciamo che la campagna elettorale che è stata condotta da entrambi non è stata una campagna elettorale col coltello in mano, con ingiurie, insomma, sia a parte un episodio che però lascia il tempo che trova. E quindi complimenti anche a Campagnolo. Poi 500-600 voti di differenza, vediamo ribaltata il risultato che c'era stato a Vicenza. Perché anche a Vicenza abbiamo un sindaco di centro-sinistra che Giacomo Possamai ha battuto Rucco per una manciata di voti, un condominio, dico io, no? E allora in quel momento là ti fai anche tante domande, perché magari potevo correre di più, potevo andare a trovare più gente, la politica, le elezioni sono così. Mi è piaciuto il discorso di Nicola quando ha detto che dovrà essere il sindaco di tutti, perché nel momento in cui diventi sindaco tu sai che una parte di elettori ti hanno votato, hanno avuto fiducia in te, e quelli ce li hai, non li devi perdere. Però devi andare 5 anni per andare a convincere quelli che non ti hanno votato che sei un bravo sindaco, e quindi il mio augurio è quello di mettersi già da domani ad essere il sindaco di tutti, e in un'ottica di aggregazione anche della conferenza dei sindaci, che è un organo importantissimo che non dovrebbe nascere con divisioni politiche all'interno, ma dovrebbe invece essere dovrebbe forgiare le politiche senza colore politico, le politiche sociali che possono andare bene al bassanese come area. Questo è un tema piuttosto complicato che approfondiremo nei prossimi giorni, anche perché Nicola Finco aspetta un compito parecchio difficile, che è quello di ripartire con questo organismo. Prima di andare da Riccardo Poletto, che aspetta da un po' di poterci dire una cosa, io darei la linea a Mirko Cavallin, che è in municipio. Buonasera Mirko. Buonasera Ferdinando, ben ritrovati. Ormai municipio e Sala Ferracina deserta, Nicola Finco con i suoi se n'è andato a festeggiare, ma poi avremo modo di ritrovarlo. Poi domani mattina la proclamazione dalle 9 in poi in via Verci. Sono con Chiara Tessarollo, presidente uscente del Consiglio Comunale, seppur per pochi mesi. Intanto un suo commento all'esito di questa votazione. Siamo senz'altro soddisfatti, il centrodestra di nuovo amministra la città, e per quanto riguarda poi la nostra posizione di Forza Italia e la Civica Cittadini di Bassano, siamo contenti di avere rappresentato i moderati. Abbiamo rappresentato i moderati nella partenza della coalizione, e poi anche da moderati siamo stati determinanti al primo turno nel passaggio al ballottaggio di Nicola Finco. Già dal primo turno a sostenere appunto Nicola Finco, Mariano Scotton, assessore uscente, è stato riconfermato, è stato tra l'altro tra gli eletti della maggioranza il più votato, e quindi insomma congratulazioni a lui. Un suo commento l'abbiamo chiesto a tutti sull'astensionismo dilagante. Sì, l'astensionismo è un tema politico, quindi un tema nazionale su cui bisogna senz'altro lavorare, anche se possiamo parlarne con un po' di soddisfazione, nel senso che in fondo i cittadini questa volta hanno capito, in questa elezione hanno capito e sono andati a votare, perché se facciamo un confronto con le elezioni di Vicenza, al ballottaggio c'è stata un'affluenza del 30%, invece qui con un 51% al primo turno abbiamo avuto credo un 45% al secondo turno, quindi i cittadini hanno compreso l'importanza di andare a votare, di esercitare il loro diritto, dovere di voto.
Lei ha presieduto l'Aula del Consiglio Comunale solo negli ultimi mesi, dal mese di ottobre, dopo che il suo predecessore Fachin ha lasciato. Insomma, è stata una delle tante spaccature della maggioranza di Elena Pavan. Come valuta da Presidente del Consiglio i lavori dell'Assemblea di questi ultimi mesi? In alcuni casi sono stati momenti caldi. Sì, senz'altro, momenti caldi che sono espressione della democrazia, ma l'importante è comunque da Presidente del Consiglio, siccome il Presidente rappresenta tutto il Consiglio Comunale e quindi tutta la cittadinanza, quello a cui si dà l'attenzione da Presidente è essere equidistante, quindi la rappresentatività di tutti, per cui anche i dissapori e le divergenze si superano da Presidente, e io ho cercato comunque di lavorare per il diritto di tutti e la presenza di tutti e il rispetto di tutti. E adesso cosa farà da oggi in poi, oltre a continuare, diciamo, dall'esterno l'attività politica? Adesso vediamo, continuiamo senz'altro a sostenere questo gruppo, adesso bisognerà vedere come si definiscono i ruoli, quindi attendiamo. Vediamo. Attendiamo. Allora, grazie a Chiara Tessarollo. Ferdinando, a te la linea. Mirko Cavallini, la sua ospite. Allora, salutiamo Morena Martini che va a festeggiare, però poi torna perché va a raccogliere alcune informazioni, ce le porta. Sì. Ma c'è un gossip che circola a Bassano e poi la lasciamo. È vero che farà l'assessore nella giunta di Nicola Finco? Guardatemi, ma mi rivolgo ai bassanesi e anche ai rossanesi soprattutto. Non lascio Rossano fin tanto che non sarà finita la piazza, l'asilo e l'ampliamento dell'asilo. Quindi ai rossanesi dico: non vi lascio. Dopo spero sì di finire magari in qualche altro modo, ma penso che Bassano abbia la possibilità di esprimere degli ottimi assessori. Se la domanda è: aiuterà Finco nel mandato? Se Nicola mi chiede di aiutarlo da dietro le quinte, se posso dargli dei consigli, glieli darò molto volentieri. Grazie Morena Martini, buona festa, buon festeggiamento, ci vediamo poi. A proposito, si salutano anche i nostri ospiti, a proposito di buoni consigli, c'è un consiglio che vuol dare a Nicola Finco, Alberto Stefani e a Salvini, che hanno portato un po' di politica all'interno della sala del Consiglio Comunale di Bassano, dove magari bisognerebbe essere un po' più istituzionali. Ne parlavamo poco fa, è stato un appunto che Riccardo Poletto, da uomo di amministrazione, ha mosso appena ha visto la telefonata. Sì, anch'io come Morena Martini volentieri, se c'è bisogno do dei consigli a Nicola Finco. Stavolta mi permetto di darne uno non richiesto. Ecco, il consiglio è: appena diventi sindaco togliti la giacca della Lega, ma non perché è quella della Lega, togliti la giacca della tua appartenenza partitica, perché abbiamo assistito dalla sala consigliare a numerosissimi interventi, tutti quanti marcati Lega. Ora ci sta che il partito sia contento, perché in ogni caso è riuscito a piazzare un sindaco che ha quella tessera in mano, che storicamente appartiene a quel partito. Però ecco, forse in sala consigliare sentir parlare per un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti di Lega, squadra coesa, il filo rosso che unisce Bassano con Vicenza, e poi ci sta, però anche no. Ecco, insomma, io direi a Nicola Finco: per i prossimi 5 anni concentrati sulla figura istituzionale del sindaco, che chiaramente ha un orientamento politico, ma deve il più possibile dismettere l'appartenenza proprio partitica, per tante ragioni. Primo, perché è il miglior modo per essere sindaco di tutti, se realmente lo vuole essere, e non dubito che voglia esserlo. Secondo, anche perché se poi volessimo andare in qualche maniera a quantificare i voti che la Lega ha portato in dote, o meglio la quantità di voti che sono stati determinanti per questa elezione, ecco, sono molto pochi. Ecco, l'apporto è stato dato anche da molte altre liste del centrodestra che sono andate da fare. A guardare quello che è il risultato proprio del ballottaggio di oggi, anzi come si chiama, il partito di maggioranza, il socio di maggioranza di quella che sarà l'amministrazione di Nicola Finco è Fratelli d'Italia. Abbiamo ospite, scusateci,
Gianluca Pietrosante, scusateci, ma la giornata è così, siamo al 40° ospite e succede anche nei migliori studi, e questo insomma ci scusiamo con il nostro ospite. Allora, dicevamo, siete socio di maggioranza dell'amministrazione di Nicola Finco come punteggi, come voti, e lo siete anche in Consiglio Comunale, perché 4 rappresentanti pareggiano quelli di Finco, e il rischio è che se voi non alzate la mano, premete il pulsante nel modo che non va in linea con quello degli altri, o state a casa per un mal di pancia, le cose si fanno complicate. Allora, innanzitutto grazie dell'invito, e saluto anche Riccardo, e grazie insomma a chi ci sta seguendo da casa. Io Nicola lo conosco insomma da diverso tempo, e devo dire che di lui ho grossa stima, e anche insomma il suo curriculum, 14 anni in regione, non sono pochi, ecco. Io penso e sono sicuro, e questo Nicola l'ho detto anche prima nel suo discorso inaugurale, insomma diciamo così, non ufficiale, quello ufficioso in Consiglio Comunale poco tempo fa, un'oretta fa, con tutta la coalizione, ha detto delle parole secondo me molto giuste, dicendo lui sarà il sindaco di tutti e cercherà collaborazione anche con la minoranza, e insomma rispetterà e farà valere tutte le anime della sua nuova maggioranza, ecco. Da parte mia voglio dire, io Nicola Finco, quando ho saputo dell'apparentamento del mio partito, sono stato molto contento, perché vista la possibilità nei mesi scorsi, o meglio l'impossibilità dei mesi scorsi di candidare un nostro candidato e di convergere sulla Pavana, io e altri militanti avevano indicato la figura di Nicola Finco, o anche Roberto Marin, come quella più adatta dal punto di vista politico. Si è scelto di candidare il sindaco uscente, è andata come tutti quanti sappiamo, e per fortuna insomma il centrodestra si è riunito. Condivido diciamo così l'espressione che qualche esponente del mio partito ha utilizzato durante l'apparentamento, ovvero che il primo turno è stato una sorta di ballottaggio all'interno del centrodestra, anche se insomma da un lato mi dispiace che a pagarne sono stati magari i cittadini che debbano fare dei ballottaggi politici col primo turno, ecco. Comunque l'importante è che adesso i cittadini abbiano deciso, seppur con poco scarto di voti, e questo tutta la politica deve un attimo pensare e riflettere sul perché il 45% scarso insomma sia andato a votare. Quindi l'affluenza con l'astensionismo connesso è un grave problema, ecco. Comunque i votanti hanno deciso Nicola Finco, da parte mia e sicuramente anche del mio partito ci sarà piena collaborazione, e Nicola Finco ha una leadership che sono sicuro che certe dinamiche e diciamo così atteggiamenti o situazioni che si sono verificate nella passata amministrazione, dove a volte la maggioranza era caduta sotto proprio per mancanza di leadership, con Nicola Finco non succederà, anche perché chi lo conosce sa, lo ha detto anche prima nel suo discorso appunto ufficioso, Nicola Finco ha detto il piglio decisionale ora comunque lo darò, e la maggioranza mia insomma anche, quindi insomma fa ben sperare questo. Allora, la stessa domanda sulla composizione, sulla possibilità che la giunta di Finco sia ostaggio di una sua componente, la giriamo poi a Riccardo Poletto, ma prima facciamo un brevissimo break pubblicitario, state con noi perché torniamo fra pochissimo.